L'associazione Artway, fedele al suo mandato di volgarizzare il linguaggio artistico per rendere accessibile a tutti la prospettiva culturale, propone al pubblico il suo ultimo elaborato, il calendario veneto. I salotti letterari, lungi dall'essere oggi considerati comuni luoghi di intrattenimento, conservano il fascino di una esperienza straordinaria nella quale si condivide la visione di una realtà difforme dalle ovvie apparenze sensibili e nella quale è possibile anche riformulare determinate convenzioni assodate nella prassi quotidiana, riadattandole secondo i canoni di una coscienza evoluta. Così Artway, nelle sue proposte di eventi di animazione culturale e popolare, permette a chiunque di cimentarsi con l'arte e scoprire che nel proprio intimo ciascuno possiede un genio creativo, perché le leggi fondamentali dell'esistenza non sono scritte al di fuori per essere memorizzate, ma impresse nel cuore per venire evocate. Riguardo l'argomento in oggetto, trattando di riferimenti temporali cui siamo usi attribuire un significato universale, l'elaborato consente una meditazione sulla nostra storia. Così come esiste un calendario astronomico, uno lunare, uno scolastico, uno liturgico e altri che si differenziano nel significato da attribuire al nostro lavoro, oggi esiste anche un calendario veneto, per dare significato e scopo alla nostra tradizione locale che cela in sé l'eredità antica dell'apertura alla mondialità. La volontà di conservare, di preservare, di tramandare quelle che sono tradizioni millenarie della Repubblica Serenissima passa anche attraverso il ricordare questa particolare forma di calendario che usavano i veneziani, che è diverso dal calendario gregoriano che utilizziamo oggi noi. Infatti il Capodanno partiva dal 1° marzo e conseguentemente l'anno, sempre diviso in 12 mesi, si chiudeva a febbraio, che sarebbe sostanzialmente l'ultimo mese dell'anno come noi oggi abbiamo dicembre. Questa tradizione così consolidata, che non è solo veneziana in realtà, è anche appartenuta anche ad altre culture, è legata proprio alla primavera, quindi al momento della rinascita, e quindi una forte tradizione contadina legata appunto ai cicli naturali della vita. Tradizione che in realtà, è una piccola curiosità, si tramanda anche nel calendario gregoriano, dove per esempio settembre e ottobre evidentemente sono il 7° e l'8° mese dell'anno, appunto partendo da marzo. Quindi uno dei tanti aspetti della millenaria cultura veneziana con cui ancora oggi conviviamo senza saperlo. Quindi un ringraziamento a chi promuove questo vecchio modo di calcolare, di considerare il tempo, che ci riporta indietro e ci aiuta a conservare le nostre radici. Oggi abbiamo presentato il calendario 2019 More Veneto, nel vecchio uso. È il calendario che parte il 1° marzo e finisce il 28 di febbraio. Quest'anno abbiamo creato un'edizione particolarmente innovativa perché l'abbiamo fatto rinforzato. Abbiamo aggiunto, per una questione di marketing, i 2 mesi mancanti, il gennaio e febbraio 2019. Così questo calendario è il primo che allunga la vita, perché è il primo calendario che avrà 14 mesi al suo interno. E visto che abbiamo fatto un interessante parallelo con il mondo della Cina, grazie a Marco Polo, al testamento che poi troverete all'interno, abbiamo messo in relazione dei cibi veneti con cibi cinesi. Quindi grazie a questo è il primo calendario che ha 6 capodanni. Abbiamo 2 capodanni gregoriani, 2 capodanni cinesi, un capodanno veneto ovviamente e un capodanno ebraico perché parliamo di Venezia. Sulla base di questo, in copertina abbiamo inserito Villa Emo, perché è una delle grandi ville venete, ovviamente del 1500, e questa villa era la prima azienda agricola del territorio. Qui lavoravano più di 500 contadini e hanno piantato per primi il mais, il famoso Gran Turco. Tutto quello che veniva da fuori Venezia era definito turco, quindi il mais che arrivava ovviamente da oltreoceano era stato chiamato Gran Turco. Quindi secondo me possono diventare
gli inventori della polenta veneta. All'interno della villa troverete degli splendidi affreschi dove sono riprodotte proprio le pannocchie. All'interno abbiamo inserito un gioco divertente di un piccolo agricoltore che ha sfidato la grande distribuzione infilando i suoi 6 prodotti del territorio a chilometro zero su una spada e chiaramente c'è un duello contro la grande distribuzione. Dobbiamo mangiare tutti i prodotti del territorio a chilometro zero, così mangiamo meglio e riusciamo anche a far sopravvivere meglio i produttori. Non lo dice lui, ma lo dice Ippocrate da 2500 anni, perché dice di usare il cibo come medicina e usare la medicina come cibo. Quindi di fatto abbiamo un'informazione storica molto interessante. Collaboriamo con il Banco Alimentare perché? Perché il Banco Alimentare è sempre attento agli sprechi alimentari. Noi sprechiamo il 30% del cibo. Questo influisce sui costi. Pensiamoci tutti, consumiamo meno, mangiamo meglio e potremo avere dei prodotti cosiddetti biologici e quindi di grande qualità ad un prezzo contenuto. Sulla base di questo abbiamo il More Veneto, che vuol dire nel vecchio uso, e abbiamo il Gonfalone di Venezia, che è la bandiera di tutti i veneti, non è la bandiera di un partito politico come spesso amo ricordare a tutti. Marco Polo e il suo testamento diventa una parte molto interessante e significativa fatta appositamente dalla Scrignium, che è l'azienda di Venezia che ha creato questo progetto. C'è una bella pagina dedicata al rito del tè, perché ovviamente in Cina usano il tè, ci sono una serie di approfondimenti da poter poi trovare nella pagina. Abbiamo una piccola breve storia di quando nasce Venezia, l'idea del menù del galeotto e soprattutto l'uso della forchetta a Venezia, da quando arriva. Nel calendario troverete queste belle informazioni. Dall'altra parte ci sono dei cibi prettamente veneziani che ovviamente consideriamo che sono ormai diventati dei piatti storici, come i bigo in salsa, il sardin saor, le fritoe, che sono invece di origine ebraica, e questo è un altro dato particolarmente utile. Le confraternite e le congreghe sono fondamentali per la tradizione, la storia, e portare avanti questo importante aspetto legato a quello che noi dobbiamo assimilare come assoluta storia utile per i nostri figli, perché così riusciamo a portare avanti un qualcosa di veramente utile. Le confraternite vogliamo mettere in relazione con le aziende serie del biologico, perché diventeranno la vera punta di diamante. Questo calendario ha dei punti di forza straordinari. Il primo è un calendario da appendere con i numeri grandi per poter scrivere degli appunti veloci utilissimi in famiglia. Il secondo punto è che questo calendario lo si trova o da libreria Lovat qui a Villorba di Treviso, oppure lo si trova alla libreria Acqua Alta di Venezia, e basta. Dopodiché ci sono tutte le aziende e gli inserzionisti che ovviamente hanno le loro copie da distribuire presso i loro clienti. Questa è la forza di questo calendario.